non c'è alternativa se non quella della pressione politica, cioè bisogna assolutamente che capiscono che fuori dal palazzo c'è una moltitudine che vuole questo, una moltitudine di persone animate da spirito democratico in modo pacifico, ma tante, perché se la politica guarda la quantità, non guarda la qualità, d'altronde è anche la democrazia è la quantità, uno in più decide. La politica guarda la quantità, se ci sono 10 che chiedono di esercitare il diritto all'autodeterminazione, con sufficienza vanno avanti, non ti curare di loro, ma guarda e passa. Se sono 100 dà ancora fastidio, ma è un po' di gente che rumoreggia. Se sono 100.000 è un problema, se sono 2 milioni come i catalani è un problema non solo per la Spagna, è un problema per l'Europa. E posso dirvi una notizia di quelle sottobanco, come si suol dire, che sono stato in Europa 3 mesi fa, che l'Europa nega ufficialmente che ci sarà la possibilità per la Catalogna di diventare uno Stato indipendente, ma di fatto ci sono già delegazioni che stanno trattando. Perché la politica a quel livello là non può trovarsi una gatta da pelare improvvisamente perché succedono, lo stanno già trattando, non lo diranno mai, lo negheranno ad ogni livello ovviamente. Ci sono delegazioni che stanno già trattando il momento in cui ci sarà questo stacco, perché è quello ovviamente della Spagna, dal quale la Catalogna si stacca, ma come mi diceva l'altro giorno che ho incontrato il professor Bassani, il professor Marco Bassani, ha detto guarda, come il muro di Berlino, ha detto, ha fatto cadere tutta la realtà dell'impero comunista, quindi della realtà dell'est, e sono nati decine di stati, quando succederà per la Catalogna o per il Veneto, se prima si aprirà dall'altra parte, verso est, quello verso ovest, questo verso est, una uguale cosa, perché è inevitabile, la storia, come dice anche il professor Lottieri, è un piano inclinato. Abbiamo messo la palla nella parte alta, sta prendendo velocità e un po' alla volta, porta inevitabilmente a questo cambiamento. È il mondo, è la storia che dice questo. Quindi, quando sarà realizzato anche quel passaggio, si apriranno solo per la Catalogna, il Belgio si sa già, sono due realtà distinte, sono stati 1 anno e mezzo senza governo e ha avuto il miglior picco di economia di tutta la sua storia. Lo sapete, no? Questa è la realtà. Quindi il Belgio, anche quella, sarà una formalità che quando cade, la prima che fa cadere l'Appennina, se è la Catalogna, di conseguenza nel giro di 5, 10 anni, 15, ci saranno in Europa, da questo lato del muro, no? Ci saranno 10, 20 e 30 stati in più. È inevitabile, perfino la monolitica Francia recentemente ha dovuto registrare, lasciando stupore al mondo intero, magari a qualcuno di voi c'è rimasto e sfuggita la notizia, ha avuto un caso clamoroso. Per la prima volta i bretoni, la Bretagna, è andata in piazza a protestare per ragioni di fiscale, ma non è andata con le bandiere sindacali, è andata con le bandiere della Bretagna. Tutte bandiere azzurre, non so come mi ricordo la bandiera come sia esattamente, so che è una bandiera che è ispirata all'azzurro, solo quelle nella Francia, nella mitica Francia, perché il centralismo francese è noto, no, universalmente noto. Ecco, nella mitica Francia si è introdotto in Bretagna una realtà di questo tipo, sconosciuta ovviamente, ne hanno appena parlato, però è una realtà, questo è il futuro. Allora, se un futuro è in questa direzione, l'Europa parla dell'Europa dei popoli e non degli stati, bisogna prepararsi. È inutile che facciano diplomazia su 2 piani, quello ufficiale e quello sotto. La Catalogna sta trattando sotto banco, voi andate a Bruxelles e vedrete, io l'ho anche fotografata, ha una sede diplomatica che è più grande di quella della Spagna, è più grande di quella di altri stati, compreso quello italiano, nella centralissima zona delle ambasciate, la Catalogna. C'è già un palazzo suo proprio, con uffici pronti a gestire in proprio appunto la sua presenza e il suo rapporto con l'Unione Europea. Quindi il futuro è in questa direzione. Vedete, io non mi preoccupo del futuro che cambia, mi preoccupo di chi lo ostacola. E quando chi lo ostacola lo fa con le nostre tasse, la cosa mi infastidisce non poco. Questo è il punto. Bisogna avere sempre una capacità di adeguarsi ai bisogni dei tempi e delle popolazioni, altrimenti arriviamo alle storture nelle quali siamo giunti in questi giorni, che grazie a un prelievo fiscale che è veramente giugulare,
cespuglatorio folle non più giustificato dai principi costituzionali, siamo costretti a vedere, è una nota di attualità, di quotidianità, dei ministri che giustificano le paghe polacche agli operai delle nostre aziende. Cioè vuol dire giustificano la povertà. Le paghe polacche vuol dire che i lavoratori della Electrolux, tanto per andare nel pratico, che guadagnano 1.800 euro al mese, ne porteranno a casa 900, ma siccome la stragrande quantità delle persone ne guadagna 1.400 circa, dicevano, porteranno a casa 700. Con un mutuo da 500 da pagare abbiamo migliaia di poveri grazie alla visione politica delle nostre autorità, perché questo è il concetto che ci sta guidando, l'autorità nella povertà. Io preferisco la libertà nella difesa.